Domenica 21 settembre, con un clima ancora estivo e il sole dominante su tutto il Parterre Olla, siamo stati ad Donori per assistere dal vivo ad una delle gare più faticose di tutto il circuito ciclistico Master della Sardegna. Sto parlando del campionato regionale Uphill cronoscalata Le Cave Trofeo La Fotocopia, competizione fuoristrada organizzata dal Donori Bike Team di Nicola Schirru. C'è sempre grande emozione alla partenza. Sì, c'è sempre grande emozione, ma anche tanto entusiasmo nell'organizzazione, soprattutto di queste gare che sono ancora promozionali. Per noi è la seconda edizione, è una gara, come ho detto, particolare perché devi sfidare i tuoi limiti, solo salita, non piace la salita ai ciclisti, perciò anche i numeri non sono mai elevati, però abbiamo raggiunto comunque 40 iscritti, l'obiettivo era 50, ma va bene così. Però non mancano le categorie, tante categorie, quindi ci sono anche partecipanti di tante età che si vogliono cimentare nella sfida. Sì, la cosa bella è che siamo riusciti comunque a riempire tutte le categorie, assegniamo tutte le maglie di campioni sardi perché la tappa oggi è di Donori è il campionato sardo, perciò dalle donne, poi partendo dai Master 9 fino ad arrivare ai ragazzini siamo riusciti ad avere un buon numero di partite. Anche la qualità degli atleti presenti è più o meno quella dei migliori presenti in Sardegna. Gara aperta a tutte le categorie, con partecipanti junior, poi master dall'1 al 9 e le women 4 e 5. In mezzo a loro c'è stato chi ha puntato a vincere, ma anche chi semplicemente ha voluto mettersi alla prova. Per tutti loro, la certezza di trovarsi di fronte ad un tracciato tutt'altro che semplice. Ci sono quei problemi. Fa paura la salita? Che effetto fa? Me la sognerò domani. 3, 2, 1, vale! La giornata è iniziata alle 8:30 con la verifica delle licenze presso lo snack bar 387. Primi sorrisi, poi riscaldamento e tanta concentrazione. Alle 9:45 il primo gruppo si è schierato al chilometro 0 e alle 10 in punto ecco la prima partenza, seguita poi man mano da tutte le altre, ogni 3 minuti. 10 km di gara interamente in salita e terreno completamente insterrato, ad eccezione di un passaggio di circa 300 metri in asfalto. La salita è caratterizzata da due parti, la prima di 5 km e mezzo, con pendenze tra il 3 e il 5%, la seconda, lunga 4 km e mezzo, è stata invece caratterizzata da pendenze tra il 12 e il 17%, nella ripida salita delle cave, fino alla sua vetta, dove è stato situato l'arrivo, per un totale di 427 metri di dislivello. Una tipologia di corsa ancora molto giovane in Sardegna, per questo ancor più supportata dal Comitato regionale della Federciclismo, come ci ha spiegato il vicepresidente Massimo Montisci. Come Comitato regionale siamo un paio d'anni che stiamo cercando di promuovere la Uphill, in pratica è una gara a cronometro in salita. I numeri al momento sono modesti, però contiamo nel prossimo futuro di migliorare. Oggi ho visto ai nastri di partenza i migliori scalatori, non tutti, mi auguro che nel prossimo futuro un po' tutti si appassionino a questa disciplina. Punta di diamante del Donori Bike Team, nonché uno dei profili più prestigiosi del ciclismo master sardo. Il vincitore assoluto del campionato regionale Uphill cronoscalata Le Cave Trofeo La Fotocopia non poteva che essere lui, Eros Piras, che si è anche aggiudicato il titolo di campione regionale della categoria Master 2. Per lui il tempo di 30 minuti e 24 secondi, quasi un minuto più veloce rispetto ai suoi rivali più agguerriti. Infatti, alle sue spalle,
Secondo posto assoluto per il Master 1 Antonio Marongiu della Sardinia Bike School. Il tempo per lui di 31 minuti e 19 secondi. Terzo posto assoluto invece per il Master 3 Davide Uras, anche lui del Donori Bike Team, è giunto al traguardo in 31 minuti e 42 secondi. Spiros, vincitore di questa Uphill 2025, che gara è stata prima di tutto? Ma è stata una gara bellissima, no, a parte il caldo che oggi si è fatto nuovamente sentire, il vento soprattutto, che oggi tirava un po' di vento, però come sempre una gara bellissima, organizzazione sempre al top da parte della mia società, niente, è andato tutto bene, ho vinto per il secondo anno consecutivo. Sono contento di questo ennesimo successo che dedico a tutta la mia società, a tutti quelli che mi seguono e adesso proseguiamo con la stagione, dai. A me piace mettermi in gioco nonostante la mia età, io ormai ho 37 anni, per me è diventata uno stile di vita andare in bici, mettermi in competizione. Ripeto, io sono una persona umile, rispetto sempre tutti, dal primo all'ultimo che arriva. Diciamo che speriamo che ci stia appunto adesso qualche giovane che si mette in mostra, perché io ormai, come ho detto prima, posso solo essere di esempio per gli altri. Poi il risultato, diciamo che è la ciliegina sulla torta. Io mi alleno, mi piace stare in gruppo, poi il risultato purtroppo mi dà ragione, ma non sempre sono il più forte. A volte ci vuole anche un po' di fortuna nelle vittorie come nella vita, dai. Ma diciamo che le salite delle cave, che è la salita inedita qua delle nostre strade d'onori, okay? Perché siamo passati sia nelle point che nelle marathon, diciamo che è sempre stata una delle salite chiave delle gare, una salita durissima, perché non ti dà un attimo di respiro, ci sono 5 tornanti dove ti tagliano le gambe, nel vero senso della parola, poi il terreno sconnesso la rende ancora più dura e appunto con il caldo di oggi era proprio una cosa fuori dal normale. È stata una gara ovviamente 10 km divisa tra un primo pezzo di sali e scendi, poi una vera salita dura. È stata molto difficile perché comunque eravamo pochi, ma il livello era alto, perché essendoci anche Eros che è uno degli uomini da battere, diciamo che è stata veramente sofferta. Il punto più faticoso sono gli ultimi 3 km dove ci sono le pendenze più accentuate e i tratti più ripidi e sconnessi, diciamo. Quindi gli altri erano più pedalabili, ma quelli erano i più difficili. Diciamo che è una gara corta, ma dove bisogna dare tutto, quindi io mi sono trovato bene, mi piacciono le cronometri, anche le cronoscalate, e quindi mi piace tanto. Ci speri sempre, solo che poi vedi un attimino come fa la gamba, se il tuo concorrente è un pochettino più forte, ci speri, ma se non arriva pazienza, anche perché poi a metà gara lui ha fatto un po' il suo passo e non l'ho quasi più visto, anche se non era lontanissimo, e lì diciamo cerchi di riprenderlo, ma sei sempre secondo. Davide Uras, che gara è stata? Allora, la gara è stata abbastanza dura, erano 10 km di salita, molto impegnativi, si è fatto sin da subito un ritmo molto alto e niente, comunque è andata bene perché ho finito terzo assoluto e primo della mia categoria. Sono gare particolari che durano poco, secondo me bisogna essere anche un po' portati per queste gare perché sono molto dure. Dunque bisogna anche prepararle bene. Diciamo che si vede il vero ciclista nella salita, è lì che la soddisfazione è più grande, comunque riuscire a arrivare
nelle prime posizioni assolute, diciamo che è sempre un piacere, diciamo. Molto dura, molto caldo, però panorama molto bello, location secondo me da riproporre. Al termine della gara, tutti i partecipanti si sono nuovamente riuniti allo Snack Bar 387 per riprendere energie, integrare i sali minerali persi e scambiare opinioni sulla corsa, oltre che naturalmente qualche battuta in un clima già di festa. Poco dopo, spazio alle premiazioni di tutti i nuovi campioni regionali ed infine il pasta party, perché non è veramente festa se non ci si riempie la pancia. Quello che resta, alla fine, è la soddisfazione di aver affrontato una delle corse più ardue, ognuno con i propri tempi, ma tutti uniti dalla passione per il ciclismo e dalla consapevolezza che quello che conta, in fondo, è partecipare. Ma lei non corre? Io correvo. Correva, perché non partecipa quest'anno? Quest'anno no, non sono allenato. Si gode della vista. Sì. Guarda, anche contento. Lui c'è sempre alle gare, dai. Lui sta Chairman, divorziando infatti.